presenti in aula gli avvocati Catania e vi scuso. Avvocatessa Viscuso in sostituzione dei difensori al momento non presenti in aula e di ufficio per chi è sprovvisto dei difensori. Chiamiamo un momentino i procedimenti separati. Santa Paola, come si chiama? Salvatore. Per Santa Paola Salvatore è stata depositata una relazione del dottor Giosuè Franco sulle attuali condizioni di malattia. Me lo può dare un momentino la relazione del dottore Franco? Come? 12. In questa relazione il dottore Franco fa presente che permangono le condizioni di malattia del Santa Paola e che questi determinano una relativa impossibilità al movimento, nel senso che dovrebbe essere tradotto in aula e in barella. Stante la situazione, come lascio alle parti ogni ulteriore considerazione. Diamo atto della presenza dell'avvocato Amato. Quindi pubblico ministero. Presidente, credo che a questo punto sia opportuno disporre la separazione. Già separato, si tratta di un processo separato che rinviamo di volta in volta, ritenendo la relativa impossibilità di presenza dell'imputato al dibattimento, relativa impossibilità determinata dal fatto che dovrebbe essere trattato contemporaneamente al processo principale. Ecco, Presidente, magari allora, se ci dà il tempo, se questa discussione la possiamo affrontare in altro momento, vorrei guardare un attimino la relazione, quindi se possiamo farlo in altro momento. Va bene, la rinviamo al pomeriggio ogni decisione al riguardo. Poi altro processo separato è quello a carico di Puglisi Piero per talune imputazioni, e per questo permangono le ragioni che diedero luogo alla sospensione del processo. Se non ricordo male è questo, no? Ecco, allora questo processo dovrebbe essere ulteriormente rinviato in attesa della definizione del processo principale o del passaggio in giudicato della sentenza già emessa contro l'imputato, sia nel senso della conferma che della riforma. Presidente, scusa, sì. Al riguardo io segnalo alla Corte che il processo di appello è stato già fissato per il 30 settembre, relativo alla sentenza del processo ad Apolita. Quindi possiamo rinviarlo a data successiva al 30 settembre? Il rinvio antecedente a quella data non ha senso in questo momento. Va bene, allora lo rinviamo al 1° di ottobre. 1° ottobre 96. E un altro processo separato è quello contro Licciardello Antonino, le cui condizioni di malattia conosciamo e che si trova praticamente nelle stesse condizioni del Santa Paola, cioè c'è una relativa impossibilità stante che si sta trattando questo processo, diciamo il processo principale, nel senso che il Licciardello dovrebbe essere portato in aula in barella. È stato disposto un accertamento medico ulteriore per conoscere quali siano le condizioni attuali del Licciardello, ma ancora non è stata depositata la relazione.
quindi possiamo rinviarlo questo solo in attesa della relazione, lo rinviamo di un mese, di 30 giorni, oggi è giorno 19 giugno, possiamo andare al 16 di luglio, anzi al 17 luglio, 17, va bene? Ora occupiamoci del processo Orsa Maggiore, il processo principale. L'ufficiale giudiziario mi dovrebbe dare una copia della lista dei testimoni presenti. Io l'avevo chiesto, però non arriva il codifensore, quindi quella mia richiesta la consideri sospesa. Sì. E quali sono i suoi testimoni, avvocato? Dovrebbero essere Sciuto Giuseppe, Costa Salvatore, Nicolosi Ernesto. Tu saluti. Sono in fondo alla lista depositata dall'avvocato Fanaro. No, questi presenti sono. Sciuto Costa. Nicolosi. Sciuto Giuseppe, Costa Salvatore e Nicolosi Ernesto. Guardi però che nella lista che mi sta dando l'ufficiale giudiziario non ci sono questi. Non sono presenti? No, non risultano presenti. A meno che non siano arrivati nel frattempo. Ora questi lei li ha raccolti secondo l'ordine di presentazione, penso. Allora possiamo cominciare. Sì, possiamo cominciare con Papa Pietro. Papa Pietro di chi è? Signor Presidente, mi scusi, allora, per quanto riguarda i testi citati dalla difesa di Tuccio Salvatore, l'avvocato Passarello... Scusi, di? Tuccio Salvatore. Ah, sì. Arriverà un momento, signor Bene, Presidente. e intanto possiamo sentire i suoi. Signor Presidente, per quanto riguarda il mio, io ho soltanto il dottore Platania, ma vedo che il mio codifensore non c'è, che però doveva venire, quindi io la pregherei cortesemente, se possiamo sentirlo tra poco. Allora, sospendiamo l'udienza in attesa dell'avvocato Passarello. Per un verso, no, per quanto riguarda, signor Presidente, il mio test e il dottore Platania, che è stato citato nell'interesse... Ed è presente. Perfetto. Io però attendo il mio codifensore, che è l'avvocato Libera, non l'avvocato Passarello. Signor Presidente. Dico, sospendiamo in attesa dell'uno o dell'altro. Certo. Va bene. Dell'uno per un verso, dell'altro per altro verso. Io la ringrazio. Che è successo? No. Stiano comodi, prego, prendiamo posto. Chi dobbiamo introdurre? C'è Sciuto, Costa e Nicolosi? Allora, il signor Sciuto Giuseppe. Sì. Dottore Platania. Sì, io ascoltando il mio codifensore. La cosa ti dirà. Presidente, mi dà un attimino la parola? Certo. Durante l'udienza di ieri un funzionario di polizia, parlando dei contatti telefonici riscontrati attraverso tabulati fra utenza cellulare in uso presumibilmente, comunque secondo la prospettiva accusatoria, ai figli del Benedetto Santa Paola, ha fatto riferimento a un personaggio che da accertamenti compiuti sin dai tempi dell'attività di indagine che riguardava... Un momento per favore. E può trattenersi lì il test. Sì, prego. Che riguardava, dicevo, il Viale Ionio, sempre a dire del funzionario, risultava inserito nella organizzazione del Santa Paola Benedetto. Il pubblico ministero voleva comunicare che in data di ieri è stato eseguito il fermo di Quattroluni Aurelio, il quale era già sottoposto ad indagine e ritenuto uno dei reggenti dell'organizzazione del Santa Paola all'esterno. In esito a questa attività di indagine
il pubblico ministero depositerà nel proprio fascicolo alcuni degli atti, in particolare dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, che ad avviso dell'accusa supportano l'accusa stessa nei confronti del 4-1, cioè la caratura dello stesso e il ruolo ricoperto nella organizzazione del Santa Paola attualmente. E sin d'ora chiede l'esame di 4-1 Aurelio quale imputato in procedimento connesso. All'udienza prossima per questo processo potrà materialmente depositare gli atti che sono tuttora in corso di formazione, metterli a disposizione della difesa e avanzare ulteriori richieste circa l'esame di alcuni collaboratori di giustizia. Prendiamo atto, le parti avranno modo di fare le loro osservazioni in prosieguo. Per ora il programma è quello di proseguire con l'acquisizione delle testimonianze prodotte dai difensori all'udienza di oggi e all'udienza di venerdì. E successivamente all'udienza di venerdì dovremmo fare una pausa in modo da raccogliere tutte le idee, diciamo così, per la prospettazione di una ulteriore attività istruttoria di entrambe le parti. Dopo venerdì questa pausa? Sì. E per una settimana, sarà una settimana? Una settimana circa, sì. Io non so che cosa intendono fare i difensori che hanno presentato liste molto nutrite, perché abbiamo a disposizione per l'assunzione delle testimonianze del difensore l'udienza di oggi e l'udienza di venerdì prossimo. Poi una ulteriore prosecuzione in questa attività ridurrebbe automaticamente il tempo a disposizione delle parti per questa pausa di riflessione. Allora, per ora procediamo. Il signor Sciuto, avevamo detto. S'accomodi, signor Sciuto, s'accomodi. Si siede. La formula del giuramento. Dovrebbe leggerla a voce alta, signor Sciuto. Sciuto Giuseppe, Sì, legga la formula. responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione l'impegno di dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Dovrebbe dirci il luogo e la data di nascita, signor Sciuto. Catania 3955, Risiede a Catania? San Giovanni da Punta, Via? Gabriele D'Annunzio 11. Sì, ascolti le domande dell'avvocato Granata. Signor Sciuto, che attività svolge lei? Agente di commercio, In che settore? mobili, Tra i suoi clienti vi è la New Capris? sì, Lei da quanti anni ha rapporti con la New Capris? ad oggi circa 5-6 anni, Con chi personalmente aveva questi contatti e questi rapporti? ogni qualvolta mi recavo alla New Capris Certo. con il signor Lucio Tusa che mi visionava il materiale fotografico per la vendita appunto degli arredi. Era lui che le faceva gli ordini? Sì, collaborato dai venditori. Quando lei si recava alla New Capris prendeva appuntamento o si recava? No, la New Capris non ha mai dato giorni di appuntamento, saltuari erano le mie visite. E quando lei andava lì, sia pur saltuariamente, trovava Sì. la persona di cui ha parlato poc'anzi? Sì, il signor Lucio Tusa. Ho capito. E il signor Lucio Tusa, che lei sappia, che ruolo svolgeva all'interno della New Capris? Contitolare. La ringrazio molto. Avvocato Catania, Pubblico Ministero.
Mi scusi, lei svolge l'attività? Qual è la sua attività cortesemente? Agente di commercio, rappresentanza. Ecco, lei nell'ambito di questa attività ha visitato un mobilificio in Viale Africa, Mobil Cap credo che si chiami? Cioè rientra tra i suoi clienti anche quest'altro negozio che le sto chiamando? No, fra i miei clienti non ci sono mai stati rapporti con la Mobil Cap, per una questione di esclusiva in zona. Ecco, lei conosce il titolare o i titolari del... No, conosco il negozio Mobil Cap, come conosco altre 350 licenze in Sicilia. Ho capito, dico non ho avuto mai rapporti... No, rapporti di lavoro fattivi mai. Non Che abbiamo significa rapporti di lavoro fattivi? Cioè, aperture amministrative fiscali non ne ho mai avuto. Ecco, le risulta nell'ambito dell'attività da lei svolta che ci siano rapporti tra la Mobil Cap e l'azienda di cui ho adesso parlato a proposito del TUSA? Che mi risulta no. Non ci sono altre domande? Può andare, signor Sciutto, grazie. Presidente, Scusi, diceva, aveva indicato le ragioni per cui non aveva rapporti con la Mobil Cap e aveva detto ragioni di esclusiva, di zona, qualcosa di simile. Può chiarire meglio questo? Sì, in Viale Africa servo un altro negozio di mobili con il quale abbiamo un rapporto di esclusiva, non possiamo dare gli stessi articoli a distanza di 350 miglia in linea d'aria. Mi scusi, qual è quest'altro negozio che rifornisce in Viale Africa? Centro Cucine di Viale Africa, esclusivista Snaidero e altre aziende. Ho capito, grazie. può andare. Grazie. Buongiorno. Il signor Costa. Si sieda. Il signor Costa. Costa Salvatore, nato a Catania il 7/12/1948. Dove risiede, signor Costa? Catania, in via Ronda 446. Legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ascolti le domande dell'avvocato Granata. Che attività svolge? Agente di commercio, rappresentante nel settore dell'arredamento. Tra i suoi clienti a Catania vi è la New Capris? Sì, Che tipo di rapporti lei ha avuto con la New Capris? di rappresentanza, di presentazione di catalogo ed eventuale vendita di prodotti. Eventuale cosa vuol dire? Eventuale perché se il prodotto non piace non me lo compra. Sì, certo, dico, lei ha avuto rapporti di di vendita nei confronti della New Capris? Sì, qualche volta con più assiduità, con meno assiduità, perché dipende sempre dal discorso della vendibilità del prodotto. Da quanti anni? Non lo so, io quasi dall'inizio dell'apertura del New Capris. Cioè, grosso modo? 5 anni, 4, 6, non ricordo, sono cose che non memorizzo Sì, così. sì, non ha importanza, era per comprendere l'ordine di grandezza temporale. Quando lei aveva rapporti con la New Capris, venivano nel suo ufficio oppure andava lei alla New Capris? No, mi reco io personalmente perché devo portare il campionario che consiste in fotografie, per cui Sì. è logico che mi recassi. Lei quando si recava alla New Capris con chi aveva rapporti? Con quali persone fisiche aveva rapporti? Cioè, fisica in che senso? Per l'acquisto, per la vendita? Per la sua attività professionale, cioè quando lei sottoponeva all'attenzione dei titolari della New Capris il suo catalogo, a chi lo sottoponeva? Ma io ho avuto modo di presentarlo al signor Tusa, al signor Reitano e basta. Come titolari ho conosciuto titolari, o in veste di tale ho conosciuto loro, agli acquisti e questo tipo di discorso. Lei
fissava un appuntamento? Qualche volta sì, qualche volta mi recavo sapendo che c'erano anche dei giorni di ricevimento dei rappresentanti, perché per evitare che tutti quanti fossimo messi in fila e perdere tempo, magari telefonavo, guardi che domani sono lì, e poi magari veniva, diciamo, mi si diceva no, domani siamo impegnati, venga dopodomani, fra 2 o 3 giorni. Quando lei si recava alla New Capris, trovava spesso, raramente, sempre il signor Lucio Tusa? Ma quasi sempre. Io dovevo pure incassare delle fatture, delle cose per cui mi recavo anche, diciamo, a fare questo tipo di lavoro. Che lei sappia, il signor Tusa all'interno della New Capris che ruolo, che mansioni svolgeva? Ma lui acquistava, controllava, vedeva, diciamo, il prodotto, mi diceva se c'erano delle contestazioni, se il prodotto andava bene. Ma cos'era? Uno dei dipendenti, un titolare, cos'era? Ma per me, io lo riconoscevo, secondo me, come uno dei titolari, deve essere delle mansioni, diciamo, di responsabilità maggiori di altri. Che lei sappia, il signor Lucio Tusa gestisce altri locali, lei lo ha mai trovato in altri locali? Senta, io... Scusi, posso finire la domanda? domanda? Mi chiedo scusa, mi perdoni. Sa se ha interessi in altri locali, a Catania o altrove? Io l'ho sempre, il signor Tusa, incontrato sempre alla New Capris, mai al di fuori della New Capris, anche perché io viaggio in mezza Sicilia, per cui sono spesso anche fuori. La ringrazio. Prego. Avvocato Catania, pubblico ministero. Mi scusi, visitando la New Capris, lei ha avuto mai modo di incontrare Tusa Francesco, fratello di Lucio? Mi pare di averlo visto pochissime volte, almeno mi è sembrato così, però non avendo mai, diciamo, rapporti, per me era come, non avevo quell'attenzione che potesse... Sulla base di quello che lei ha potuto constatare, ovviamente non le chiedo un giudizio, No, dico, era interessato alla gestione del settore, no, completamente no. Lei, nell'ambito dell'attività che ha esercitato e che esercita, ha avuto mai modo di visitare il negozio Mobile Cap di Viale Africa? Ma questo è avvenuto nel passato, ma quasi occasionalmente, perché non ho mai avuto riscontro con le vendite. Diciamo, il mio prodotto non era un po' di fascia superiore alla loro tipologia di prodotto, per cui sono andato qualche volta a tentare la vendita con pochissimi risultati, per cui poi ho abbandonato, diciamo, le visite. Lei sa come si chiamano i titolari o il titolare di questo negozio? Oggi non lo so, perché se sono sempre gli stessi. Io mi ricordo che a quel tempo mi pare che ci fossero il signor Sicari. Il nome? Mi pare, io lo chiamavo Lorenzo, però non so se è Vincenzo o Lorenzo. E là? E il signor Ursino. E il cognome? Il nome? Ursino, mi pare Giacomo. Giacomo. Però, ripeto, occasionalmente ci siamo visti poche volte, per cui non perché non riuscivo, diciamo, a vendere il mio prodotto. Ho capito. Lei sa, nell'ambito appunto dell'attività da lei esercitato, se esistessero rapporti di conoscenza quantomeno tra il Tusa e il signor Ursino Giacomo? No, questo no, completamente. Non lo sa. Grazie. Prego. Avvocato Catania, può andare sul posto. Buongiorno. Il signor Nicolosi. Si accomodi. Sì, e legge la formula del giuramento. Signor Nicolosi, Nicolosi Ernesto. legga la Nato a formula. Catania il 12/9/46. Risiede a Catania, signor Residente a Nicolosi. Brescia Castello. Via Via Giovanni Grasso 27. la formula. Devo leggere. Sì, a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione,
mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande dell'Avvocato Granata. Signor Nicolosi, che attività svolge lei? Io sono un agente di commercio, In che settore? settore arredamento. Tra i suoi clienti vi è la New Capris? Sì, Da quanti anni? è da diversi anni che ci lavoro, Grosso modo? ma sarà 7-8 anni. Dall'apertura della New Capris o da dopo? Diciamo da 7-8 anni, non so esattamente, 7-8 anni sicuramente comunque. Signor Nicolosi, i suoi rapporti con la New Capris come si svolgevano? Andava lei in negozio o veniva qualcuno nei suoi uffici? No, noi ci richiamo dai clienti abitualmente a proporre, diciamo, i nostri cataloghi, i prodotti che noi, le aziende che noi rappresentiamo. Di solito lei con la New Capris che criterio utilizzava? Si recava occasionalmente oppure concordava un appuntamento, aveva un giorno fisso? No, abitualmente noi andiamo dai clienti, facciamo il giro a seconda della zona in cui operiamo e andiamo a visitare una serie di clienti nella zona dove quella settimana decidiamo di... perché io curo la Sicilia orientale, quindi... Quando lei aveva rapporti di affari con la New Capris, con quali persone fisiche dialogava? A cui facevo vedere le produzioni, diciamo. Certo. Beh, diciamo con il signor Tusa, Ricorda il nome? Lucio Tusa. Senta, il signor Lucio Tusa all'interno della New Capris che ruolo aveva? Un titolare. C'è la scheda di Calderone, quella fatta da me. Lei lo ha Si può avvicinare al microfono per favore, signor Nicolosi? Grazie. Lei lo trovava in negozio raramente, sempre, saltuariamente? Sì, quando andavo io sempre lì lo trovavo, devo dire. Il signor Tusa, che lei sappia, aveva interessi in altri negozi, Catania e fuori Catania? Che io sappia no. La ringrazio. Avvocato Catania, pubblico ministero. Come ha detto si chiama, mi scusi? Nicolosi Ernesto. Signor Nicolosi, lei quando è andato a visitare, le volte in cui è andato a visitare il negozio del Tusa, ha avuto modo di conoscere il fratello del Tusa? Innanzitutto, lei sa se il Tusa Lucio ha qualche fratello? Sì, che io sappia qualche fratello. Quanti? Uno sicuro. Come si chiama? Questo sicuro come si chiama? Credo che si chiami Franco o Francesco. Lei lo ha conosciuto nel negozio oppure lo ha conosciuto in altra occasione? No, qualche volta lì nel negozio. Ecco, qualche volta, solo qualche volta. Le risulta se è interessato alla gestione del negozio? Il fratello? No, io sappia no, anche perché non lo, diciamo, molto raramente lo incontravo, almeno quelle volte che io andavo. Tra i clienti da lei visitati vi sono anche i titolari del negozio Mobile Cap di Viale Africa? Sì, è un mio cliente. È un suo cliente. Come si chiamano, o si chiama il titolare? Il negozio? Il negozio gliel'ho detto io, i titolari come si chiamano? Ma io, diciamo, qualche tempo fa, perché adesso che non ci lavoro da qualche anno, qualche tempo fa io avevo a che fare con il signor Ursino. Il signor Ursino di dov'è? Il signor Ursino? Di dov'è? Catanese o...? Questo non glielo so dire. Io so che era questo signore che allora, diciamo, proponevo i miei prodotti,
abbiamo avuto La sua è un'azienda, lei rappresenta quale aziende? diverse ditte, diverse aziende. Catanesi o di fuori? No, catanesi no. E di dove sono? Di fuori, diciamo del nord prevalentemente. Ecco, lei sa se esiste un rapporto di conoscenza o di parentela tra il signor Ursino Giacomo e il signor Tusa? Che io sappia no, assolutamente. Non ci sono altre domande? Può andare signor Nicolossi. Sì. Avvocato Lipera? Il dottore Platania. Professore, poi mi è giunta notizia, è arrivata anche il professore Siciliano, è un'altra posizione. Presidente, posso pregare la collega, vi scuso di essere il mio sostituto processuale? Grazie. Accetta l'avvocatessa di scusa. No, passerei, no, passerei. Buongiorno dottore. Si siede dottore, legge la formula procedurale. Nato a Catania 11/1/40, residente a Catania via Milano 109, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quella mia conoscenza. Procede l'avvocato Lipera, avvocatessa di scusa. Dottore Platania, lei che attività lavorativa svolge? Io dal 1981 fino al 1994 ho diretto il mercato ittico all'ingrosso, poi sono andato in pensione. Il mercato ittico di Catania? Sì. Cosa tua? Dottore, senta, può spiegare alla Corte com'è che si diventa concessionari all'interno del mercato ittico? Come si fa ingresso dal punto di vista amministrativo? Sì, dal punto di vista amministrativo il Comune ogni anno il Comune è titolare di 22 posteggi e ogni anno rinnova delle concessioni ai commercianti che le fanno richiesta. Per essere commercianti all'ingrosso bisogna essere iscritti in un albo presso la Camera di Commercio, è previsto il cosiddetto albo dei commercianti all'ingrosso, sia per i prodotti ittici che per i prodotti ortofrutticoli, e fra quei commercianti le domande vengono accolte poi dal Comune. Ovviamente nell'ipotesi in cui vi fossero posteggi che rimanessero liberi perché privi di domande o di pretese di titolari, vengono messi a concorso. Dottore, senta, al momento della richiesta e quando il Comune dà la concessione, viene rilasciato un documento al concessionario? No, i documenti vengono rilasciati a tutti. Ecco. Cioè sia ai concessionari che anche ai collaboratori dei concessionari e anche agli acquirenti, cioè a tutti quelli che entrano nel mercato ittico. Ovviamente nel mercato ittico accedono delle categorie individuate, cioè i concessionari, i loro collaboratori e gli acquirenti con titolari di questo documento che viene rilasciato è un tesserino dai vigili urbani fino alle 6 del mattino, non ricordo adesso se era alle 6 o alle 5 e mezzo perché è cambiato. Dopo le 5 e mezzo il mercato è aperto al pubblico, quindi si entra anche senza tesserino. Mi scusi, gli orari quindi di vendita per gli addetti quali sono? Quindi non per i privati? La vendita comincia alle 3
poi finisce teoricamente alle 10, ma già intorno alle 7:30 del mattino non ci sono più prodotti. Ho capito. Dottore, senta, lei diceva che vi sono 22 box all'interno del mercato ittico di Catania. Lei sa come avviene il commercio di questi prodotti, cioè al concessionario vengono portati prodotti ittici? Sì, ovviamente ci sono i produttori o mezzogrossisti che iniziano a mezzanotte a portare i loro prodotti e vengono collocati nei vari posteggi di vendita. E dal punto di vista commerciale, dico, il concessionario ha una percentuale sul prodotto venduto? Generalmente opera per mandato e trattiene fino a un massimo del 10%. C'è qualcuno che fa operazione di commercio all'ingrosso vero e proprio, nel senso che compra e poi rivende. Ho capito. Senta, lei sa, perché lei ha detto di essere stato direttore sino al 94, quanti box all'interno del mercato ittico di Catania si occupano, cioè vendono anche pesce spada, a parte altri prodotti ittici? Fino al 1984 direi che c'era un fenomeno di monopolio in un posteggio. Vuole spiegare che cosa significa? Significa che il pesce spada era venduto da un solo commerciante all'ingrosso. Questo mi scusi, fino al 1984? Sì, perché poi io ho revocato la concessione a quel concessionario. Chi era questo il signor concessionario? Fichiera Paolo. Fichiera Paolo. Quindi in che cosa consisteva questo monopolio? Vendeva solo lui il pesce spada. E altri concessionari? No, fino al 1984 no. E successivamente al 1984, per quelle che sono le sue conoscenze di questi 10 anni, 84-94, quanti box all'interno del mercato ittico si occupavano di vendita del pesce spada? Per quello che è il suo ricordo. Ma prima 2, nell'ultimo periodo certamente erano 3. Ogni tanto ce n'era un quarto, parlo di pesce spada fresco, perché poi c'è il pesce spada congelato che veniva venduto in altri posteggi. Ho capito. Senta, ma ovviamente il pesce spada congelato era un prodotto che fino all'84 era raro, mentre invece in quest'ultimo periodo è un prodotto che è molto più diffuso sul mercato, perché ovviamente il prezzo è sensibilmente inferiore. Senta, io desideravo chiederle questo, cioè questa vendita del pesce spada che alcuni concessionari all'interno del mercato ittico effettuano, ha bisogno di strutture particolari? Di attrezzature? Beh, certo, ci vogliono dei carrelli perché sono pesci, ma questo non solo per il pesce spada, anche per il commercio dei tonni ci vogliono dei carrelli, ci vuole il personale, perché essendo pesci che talora superano anche i 200 kg, è chiaro che ci vogliono delle attrezzature particolari. Per quello che le risulta... Cioè un pesce spada in media può essere anche 50-60 kg, i tonni arrivano anche a 200 kg, quindi non tutti i posteggi sono attrezzati per il commercio dei pesci. Poi c'è anche un fenomeno, siccome per i pesci grossi è possibile vendere a pezzo, mentre tutti gli altri pesci si vendono in cassetta, quindi a collo, i pesci grossi possono essere venduti a pezzo, cioè per esempio un pesce spada può essere venduto in 3-4 parti, no? Quindi ci vuole anche il cosiddetto tagliatore, la persona che riesce a sapere, cosa che per esempio è più facile per il pesce spada, più difficile per il tonno. Ho capito. Quindi non tutti i concessionari sono attrezzati per la vendita di questo pesce spada. Lei conosce Fichiera Alfio di Giuseppe? Fichiera Alfio sono due cugini, uno è il titolare della concessione, che credo ce l'ha attualmente, della società Assopesca, e l'altro Fichiera Alfio è il cugino che lo collaborava. E senta, il titolare della concessione, lei ha parlato dell'Assopesca, Fichiera Paolo,
Mi scusi, Fichera Alfio, mi scusi, è il figlio di Fichera Paolo? Fichera Alfio è il figlio di Fichera Alfio amministratore di Assopesca è il figlio di Fichera Paolo. Lei ricorda da quanto tempo l'Assopesca è presente all'interno del mercato ittico? Ma l'Assopesca siamo alla seconda metà degli anni 80, intorno all'87, all'88, ora non ricordo esattamente, lei non lo ricorda. Però ricordo obiettivamente ci fu un distacco, cioè quando poi Fichera Paolo perse il suo posteggio e lasciò quindi il mercato ittico di Catania, quel posteggio fu vinto da una società dove il figlio non c'entrava affatto. Quindi l'Assopesca non usufruisce, diciamo, del box che aveva Fichera Paolo? No, è un altro posteggio. Quello che aveva il Fichera Paolo è stato preso da un'altra società, lei diceva. Sì. Le volevo chiedere questo, esiste negli uffici dell'amministrazione, che certamente sono collocati all'interno del mercato ittico, esiste la documentazione, quindi le richieste fatte da coloro che intendono diventare concessionari? C'è una documentazione che voi conservate? Sì, ogni anno, è annuale. Sì, dico, questa domanda era finalizzata a un eventuale controllo, ecco, se è possibile controllare, avendo la documentazione, l'anno a partire dal quale il Fichera Alfio, ad esempio, ha inoltrato questa domanda. Certamente, io non lo posso più fare perché non sono più il direttore, ma certamente è possibile farlo. Lei sa chi è attualmente il direttore del mercato ittico? È il ragioniere Di Marzo. Di Marzo, di nome lo sa? Renato Di Marzo, grazie. Dottore, lei ricorda a partire da quando Fichera Alfio è stato presente, ha operato all'interno del mercato ittico? Gliel'ho detto, cioè lui non è subentrato nel posteggio del padre. No, Fichera Alfio, mi scusi, su Fichera Alfio, figlio di Paolo, mi è chiaro. Su Fichera Alfio... il collaboratore, il cugino. Il collaboratore. Ma guardi, il Fichera Alfio, collaboratore del cugino, prima riforniva, che io ricordi, era uno dei fornitori del bar del mercato e si vedeva saltuariamente perché veniva a rifornire il bar, ma questo non so, 1 o 2 volte al mese, adesso non. Quando poi è diventato collaboratore del cugino siamo 1992, se non ricordo male, fra il 91 e il 92, ecco. Ma ci sono i tesserini questi, perché allora l'avvocato Lipera mi chiese fotocopia di un tesserino e io alla direzione del mercato curai di far avere questa fotocopia. Signor Presidente, cos'è, 91? Se poi consenti, lo mostro anche al pubblico ministero, perché ne chiederemo l'acquisizione, desideriamo mostrarlo anche al teste, copia del tesserino che appunto data l'ingresso di Fichera Alfio all'interno del mercato ittico. Se mi consente, signor Presidente, lo mostro al PM, desideriamo mostrarlo appunto al dottor Lacani. Può procedere, sì. Signor Presidente, il signor ufficiale giudiziario, per favore, se prende questo documento. Lo mostra al teste. Sull'acquisizione verbale il pubblico ministero ha osservazioni? Se si tratta della fotocopia del documento originale, solo questo deve dire. sì. Cioè è la fotocopia che ha fornito lei? Quella che Questo è il tesserino, mi scusi, di cui lei ha parlato, che viene rilasciato al concessionario. No, ho detto al concessionario, ai collaboratori e anche agli acquirenti. Sì. Sulla scheda, perché al tesserino che ha il titolare, il portatore, poi il distaccamento dei vigili urbani del mercato tiene delle schede dove è scritto il titolo che dà diritto al rilascio del tesserino.
E ora io non ricordo cosa c'è, ma ovviamente ritengo che sulla scheda ci sarà scritto collaboratore del posteggio dell'Asso Pesca. Certo. Dottore, qualche altra domanda? Allora, questa copia viene acquisita agli atti e fa parte del verbale, lo può consegnare al collaboratore. Presidente, poi mi serve di farmi un'altra... Va bene, penserà a lei, va bene. Ora procediamo. Dottore Platania, lei è a conoscenza, per quella che è stata la sua attività appunto di direttore del mercato ittico, di questo fenomeno o di questa definizione di barca obbligata nei confronti del concessionario? Non ho capito, scusi. Risulta agli atti di questo procedimento si è parlato di barche obbligate, cioè le barche che forniscono i concessionari. Io le chiedevo, lei è a conoscenza dei rapporti di carattere commerciale, come si instaurano dei rapporti commerciali tra la barca o gli armatori e il concessionario? In tutto il mercato ittico da molti anni il rapporto fra i produttori e i concessionari è un rapporto ormai di clientela consolidata. Ora, il voler dire che le barche sono obbligate o che pure è un naturale rapporto di clientela, dal mio punto di vista viene non solo estremamente difficile, ma direi quasi impossibile. Cioè, le posso fare per esempio un esempio: c'è un solo posteggio che al mercato ittico vende i frutti di mare. Sì. Dico, sarebbe assurdo parlare di monopolio dei frutti di mare, perché per il prezzo che hanno i frutti di mare è anzi uno dei posteggi certamente meno ricchi del mercato, anzi direi che riesce appena a sbarcare il lunario. Ora, si può dire che c'è un mercato obbligato dei frutti di mare verso quel posteggio, la stessa cosa avviene per il tonno o anche, ecco, ci sono alcuni posteggi che preferiscono per esempio il prodotto locale, i mascolini, le sarde, ci sono posteggi che invece del prodotto locale preferiscono prendere le alici che provengono da Venezia. Diciamo è così variegata il rapporto fra l'offerta e la domanda dei prodotti, per cui non credo che sia possibile un rapporto obbligato che ci può essere fra il produttore e il concessionario. Le faccio una domanda ancora più specifica in questo senso, cioè le risulta, quando io parlo di barca obbligata, uso un'espressione, una terminologia di comodo che è stata usata in questo procedimento. Le faccio la domanda più specifica: che le risulti, il mandatario si assume l'onere di pagare giornalmente il prodotto ricevuto dalla barca in conto vendita e poi incassa successivamente i crediti che assume nei confronti degli acquirenti, dei clienti? Ma guardi, ci sono concessionari che hanno anche, sono comproprietari o proprietari di barche, ci sono concessionari che non lo sono, ma questo non in relazione ai prodotti, questo è in relazione al prestigio, alla potenza economica, commerciale del concessionario. Quindi si tratta, quando io facevo riferimento a barca obbligata, obblighi, facevo riferimento a vincoli di natura commerciale. Questi vincoli esistono. Beh, certo, d'altra parte ci sono prodotti che si sa, ecco, per esempio dicevo i tonni, che è uno dei fenomeni più evidenti perché sono pesci di grosse dimensioni, generalmente vanno a finire tutte in un posteggio perché i produttori di tonni o dalle barche o anche da altri mercati di ridistribuzione sanno che i tonni li debbono portare lì, perché è lì che c'è la collocazione dei tonni, in quanto c'è chi riesce a trattare il prodotto, a tagliarlo. Dottore, mi scusi, lei ricorda che all'interno del mercato ittico operasse come collaboratore o come concessionario un tale Ferone Giuseppe? No, non mi ricordo.
Concessionario non di certo. Ma è facile accertarlo perché, ripeto, il distaccamento vigili urbani del mercato ha le schede sia dei collaboratori che degli acquirenti, quindi basta andare a vedere la scheda. Tale Viola Francesco? Presidente, io soltanto per chiarire, volevo sapere su quale capitolato di prova ci stiamo muovendo, anche perché poi in sede... Ecco, appunto, siccome non riesco a intravedere questo riferimento, anche perché poi in sede di controesame mi sentirò incoraggiato da questo tipo di domande, questo è sin troppo evidente. Si ammette la domanda, corrisponde. Ricorda se fosse concessionario o fosse Ma chi? un tale Viola Francesco? No, concessionario Lo no. esclude. Che fosse un operatore o un collaboratore, lei dice si può accertare. Si può accertare, controllando, certo. Ci sono le schede presso il distaccamento dei vigili urbani e basta vedere se era un acquirente, se era un collaboratore. Va bene, la ringrazio, per il momento non ho nessun'altra domanda. Pubblico Ministero. Avvocato Libera? Ha qualche domanda? Sì, dottore Platania, una curiosità, il mercato ittico, i catanesi lo chiamano lo sgabello ropisce. Sì. Perché si chiama lo sgabello? Ma perché già da vecchia data, quando il mercato non era nell'attuale sito di via Domenico Tempio, le vendite avvenivano su uno sgabello, cioè un podio dove il venditore stava a scrivere la contabilità, cioè sopraelevato rispetto al piano del posteggio. Quindi è rimasta questa terminologia. Questo concetto mi porta alla seconda domanda. Durante la notte, perché si inizia a mezzanotte, I prodotti cominciano a entrare a mezzanotte. Cominciano ad entrare, poi c'è un momento in cui inizia la vendita inizia alle 3. La vendita. Ora, sta vendita è una specie di borsa in pratica. Non ho capito. Questa vendita del pesce è una sorta di borsa, nel senso, le chiedo, un pesce che alle 3 di notte vale 1.000 lire, alle 3:30 può diventare 1.500, può diventare 800. No, alle 3:30 no, alle 6 del mattino sì. Quindi, ecco, la chiarisce alla Corte questo significato? Questo è il meccanismo di tutti i mercati, cioè se alla fine della giornata le giacenze del prodotto sono notevoli, è chiaro che il concessionario per vendere il prodotto abbassa il prezzo. E questo fenomeno, diciamo, di variazione nel corso della nottata del pesce in più o in meno a secondo della domanda e dell'offerta è una cosa normale che accade ogni giorno? Sì, dipende, ripeto, da quello che resta. Se resta poco magari non si fa, ma se resta parecchio i prezzi tendono a scendere, è chiaro. C'è anche una contrattazione, cioè spesso è l'acquirente che fa, questo cassetto di triglie che è rimasto solo questo, alle 4 gli aveva detto 150.000 lire, poi gli dice vabbè va, te ne do 120, dammelo e poi il concessionario glielo dà. Quindi vige il principio del libero mercato. In un mercato all'ingrosso. Mi riservo altre domande dopo il controesame, Presidente. Pubblico Ministero. Dottore, mi scusi, lei da quanto tempo è stato, per quanto tempo è stato direttore? Dal 1981 al 1994, agosto 81, marzo 94. E poi? Poi ho lasciato il comune di Catania. E che attività svolge adesso? No, adesso io mi occupo di arte contemporanea, dirigo una galleria d'arte. Ero già iscritto, dico questo se può servire nell'elenco, è stato sempre un mio hobby e quindi ero iscritto alla Camera di Commercio nel ruolo dei periti in arte contemporanea. Ho fatto anche perizie per qualche suo collega magistrato. Si è anche occupato di politica, di attività politiche? Tuttora sì.
Ho diretto una rubrica televisiva su Teleionica, era un salotto di conversazione politica. Ecco, e come attività politica è stato in qualche movimento inserito? Presidente, mi scusi, c'è opposizione a queste domande? Attengono? Può rispondere alla domanda. Come attività politica io fino al 1992 ero nella Democrazia Cristiana. Poi non mi piacquero alcuni metodi legati al progetto politico dell'allora leader della Democrazia Cristiana e decisi di non occuparmi più di politica. Successivamente un mio amico consigliere, cioè amico allora conoscente, poi siamo diventati amici, consigliere comunale l'attuale onorevole Strano di Alleanza Nazionale, che allora era consigliere comunale, mi parlò di un suo progetto di una Lega siciliana e fu un momento in cui ci furono delle convergenze per portare avanti il discorso di questa Lega siciliana. E in questo discorso della Lega siciliana lei ha avuto contatti con esponenti palermitani? Presidente, le chiedo scusa, io mi oppongo perché si tratta di domande che non hanno nessuna pertinenza con quello che era l'oggetto della testimonianza del dottor Pratania. Mi scusi, dottore Bertone, mi faccia completare. E allora, il dottore Pratania è venuto qui nella sua qualità di ex direttore del mercato ittico che doveva riferire sul funzionamento del mercato ittico di Catania, sulla presenza all'interno del mercato ittico di Ficheranfio e su tutto quanto è connesso a pesce spadi e tonni. Quindi io ritengo, dottore Bertone, che la domanda siano domande che vogliano esplorare l'attendibilità del tema. Ai fini della verifica dell'attendibilità è sufficiente l'esame fin qui condotto, possiamo passare ad altre domande più specifiche, più attinenti al capitolato di prova. Dottore, mi scusi, lei è stato direttore del mercato ittico dal 1981 al 1994. Periodo esatto? 94? 94 marzo. Sono andati fino al 31 marzo. Cioè in coincidenza delle elezioni, mi pare di capire. Marzo 94 sono le elezioni. Già erano avvenute da pochi giorni. Da pochi giorni. No, ma è veramente la coincidenza con le elezioni, in questo no, mi scusi, è stata casuale, la mia coincidenza fu con le leggi che si stavano preparando per quanto riguardava il collocamento a riposo, dico questo. Ecco, lei, dico, nel corso di questi anni ha conosciuto una persona che si chiamava Francesco Lombardo nel mercato ittico? Se si chiamava Francesco non lo so, Lombardo era uno che lavorava nel commercio all'ingrosso, sì, un certo Lombardo, sì, me lo ricordo. Lei sa che fine ha fatto questo? Sì, ricordo che allora venne trovato assassinato. E dove lavorava esattamente? Che cosa faceva nel mercato ittico? Era un produttore, cioè ora non ricordo in che tipo di prodotti portasse, se portava di tutto, se era specializzato in prodotti locali, questo non ricordo, però era un produttore, aveva un suo camion e portava prodotti dentro il mercato. Sa se lavorava in società con altri? Era un concessionario? Dunque, sì, mi pare che il camion portasse una ragione sociale precisa, ora non ricordo se era lo stesso cognome suo, Lombardo, oppure un nome diverso. Lei ha conosciuto un tale Zuccaro Nunzio? Conosce un tale Zuccaro Nunzio? Dunque, Zuccaro era un collaboratore del posteggio numero 4. Mi ha detto poco perché
Chi era il titolare? Torrisi Cosimo. Torrisi Cosimo era il titolare del posteggio numero 4. E Zuccaro Nunzio collaborava. Come? E questo Zuccaro sì, era collaboratore di questo box di Torrisi. Lei ha conosciuto un tale Ruotolo Santo? Come? Ruotolo Santo, nell'ambito sempre di questo nome non mi ricordo. Ecco, le è capitato nel corso di questa sua esperienza, mi pare quasi ventennale, 13 anni, che diversi operatori, le risulta se diversi operatori all'interno del mercato ittico, come il Lombardo, siano stati uccisi? Il Lombardo, poi un collaboratore di un posteggio, Leotta Giovanni, non ne ricordo altri. Non ne ricorda altri? Come titolare lo stesso Paolo Fichiera, che poi è scomparso, ma dal mercato poi non si è più visto dal 1984, è scomparso dopo. Ho capito, dico, non ne ricorda altri titolari di concessioni oppure collaboratori? No, titolari di concessione nessuno come titolare di concessione, perché questo Leotta era collaboratore del fratello, che era lui l'amministratore della società, si chiamava Corrado, Leotta Corrado. Leotta Giovanni era il fratello. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Libera. Dottore Platania, le risulta che Fighera Alfio, il cugino di Fighera Alfio di Paolo, fosse un esperto di acquacultura? Non ho capito. Fosse un esperto di acquacultura? Il collaboratore di Fighera Alfio? Fighera Alfio. No, questo acquacultura non ricordo. Non credo che... Non ricorda? No, acquacultura non ricordo. Si occupava di commercio all'ingrosso, di alimentari, aveva un posto vendita in piazza Alcalà, ma acquacultura no. Che alle volte venisse chiamato per dare pareri su dei vivai di pesce. Surgelati, aveva avuto un'impresa di surgelati che tentava anche di piazzare al mercato ittico, ma proprio acquacultura anzi mi sentirei di escluderlo, tranne che poi è una notizia che mi è passata e adesso mi sfugge, ma non ricordo. Va bene. Le due domande soltanto. Dottore Platania, il Lombardo Franco di cui le ha parlato il pubblico ministero era titolare di un box all'interno del mercato ittico? Il Lombardo no. No. Il Fichiera Alfio di Giuseppe, figlio di Giuseppe, si occupava, quando si appoggiava all'asso pesca, del commercio di prodotti surgelati? Le risulta questo? Sì, certo, era una delle sue attività. Va bene. Nessun'altra domanda, signor Presidente. Il giudice Lato era da fare da questa parte, dottore. No, aspetti. Attualmente, o perlomeno fino a quando lei lavorava al mercato ittico, quanti sono i box che si occupano della vendita del pesce spada? Mi sembra che già l'abbia detto. L'ho detto, nel momento in cui ho lasciato il mercato ittico, pesce spada fresco erano 3. È a conoscenza dei nominativi? Sì. Li può fare? Sono il box numero 7, Musumeci e C, il box numero 8, Asso Pesca, e il box numero 16, Leotta Corrado. Possiamo licenziare il testo? Stiamo parlando mi scusi dottore, di pesce spada fresco, perché poi il surgelato viene venduto in box che trattano solo il surgelato.
Altro? Quanti box trattano il pesce spada sul gelato? O 2 o 3. Va bene, nessuno. Può andare a trovarsi. Test successivo, chi introduciamo? Professore Siciliano. Il professore Siciliano. Si accomodi, professore, si accomodi, si siede. Vuole leggere la formula di assunzione di responsabilità per la testimonianza che è chiamato a fare? Siciliano Gaetano, nato No, prima la formula, professore, prima la formula. consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è di mia conoscenza. Poi le generalità complete. Sono Gaetano Siciliano, dottore commercialista, nato a Torino 11/8/30 e residente a Catania, via Musumeci 152. Procede l'avvocato Lipera. Ascolti le domande dell'avvocato Lipera. Professore Siciliano, lei è stato incaricato da questa difesa di esaminare la contabilità dell'attività della Supermiscelore. Può riferire in merito agli incrementi del fatturato e della clientela per gli anni da lei visionati? Può parlare. Ho richiesto tutta la documentazione e la contabilità. Un po' di silenzio in aula, per favore. Vicino al microfono. Per redigere la consulenza di parte ho richiesto tutta la documentazione a supporto delle scritture contabili e dalle scritture contabili si è visto un incremento del volume di affari che parte dall'inizio 1983 e segue una progressione che arriva anche superiore al 50% fino diciamo al 93. 93 c'è una discesa di un 14% in occasione di fatti giudiziari. Ora c'è un'ulteriore ripresa del 7 e 12%. Il volume d'affari che parte da 200 e più milioni all'inizio dell'attività si spinge fino a 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 8. Secondo un po' gli accertamenti effettuati poi sulla natura, un po' il perché dell'incremento, perché volevo vedere se la massimizzazione del volume di affari o dei profitti nascesse da fatti anomali o da una normale gestione, da un'azienda in funzionamento con una gestione normale. E lì ho rilevato che a partire dall'86 cominciano le assunzioni delle persone. 86 mi pare solo 2-3, 87 altrettanto, 88 ne vengono assunte 6, fra cui una persona che poi faccio un capitolo a parte che è tirata del Campanella, è assunto fine 1988, fra 6. Dopo l'88 non c'è un incremento del volume d'affari e le assunzioni continuano, 1, 2, 3 continuano. Nel 93 ne entrano 3, ne escono 2, per cui c'è una progressione dell'incremento del volume d'affari in funzione della riorganizzazione aziendale, cioè l'azienda che parte come azienda individuale sostanzialmente cresce con l'assunzione di piazzisti vari e venditori del settore. Scusi professore, scusi se la interrompo. Quindi c'è un momento in cui questa azienda, mi pare di capire, si dà un assetto organizzativo tale, unita certamente alla qualità del prodotto ma non è di sua competenza, per cui lei ha rilevato dalle scritture contabili un incremento di fatturato e quindi un incremento della clientela, una maggiore acquisizione di clientela. È chiaro questo? Lei ha visionato pure, cioè le è stato rivolto il quesito specifico se la presenza di Campanella Calogero, perché c'è stato un periodo in cui risulta assunto Campanella Calogero, avesse apportato una modifica a questo quadro.
mi pare che già lo ha accennato, se vuole essere più chiaro alla Corte per riferire su questo punto specifico. Per me l'andamento è fisiologico e cresce con la riorganizzazione aziendale. Parte l'imprenditore, lavora lui solo, comincia ad assumere nell'86 una persona, poi 2, poi 3, nell'88 6. La progressione del volume d'affari cresce con l'impiego delle persone, perché nel complesso lui impiega 23 persone, per cui da solo arriva a 23. Ecco l'ampliamento delle clientele e volume d'affari. La presenza anche successiva del custode amministratore giudiziario fa scendere il volume d'affari nell'anno 93 quando c'è un fatto anomalo esterno, ma nel momento in cui si riassetta nuovamente l'azienda, nel 94 cresce ancora del 14%. Questo significa che non nasce un volume d'affari da quella che è un'influenza fisiologico-patologica esterna, ma nasce dalla riorganizzazione aziendale e cresce in funzione della presenza, diciamo, funzionale di quello che è l'aspetto organizzativo dell'azienda all'interno stesso dell'azienda. La presenza del Campanella ottobre 1988 non mi porta nella spinta, c'è una curva. Io un momento fa, proprio un mezz'oretta fa, ho fatto dei grafici che se li trovo li posso anche fornire per vedere cosa usciva da questi dati dalla mia relazione. Vediamo se un attimo. No, professore, lo può illustrare e poi lo produce. Tanto per seguirlo come discorso. Ne dovremmo dare una copia al pubblico ministero. Vengo io. No, va bene, per noi questa è una copia per il pubblico ministero, provvede l'ufficiale giudiziario. Io ce n'ho un altro qui che più, questo non è grafico, sono dati che danno le percentuali. Partiamo con volume d'affari 223 nell'anno 83, 84 diventa 413, che è un incremento dell'85%, comincia a riorganizzarsi. 85 567, cresce del 37, 86 876, 87 1 miliardo e 322, 88 1 miliardo e 789, 89 2 miliardi 267, ma le percentuali sostanzialmente c'è un piccolo fermo nel 90 che l'incremento è 9-11%, 91 non c'è incremento volume d'affari, rimane stabile, 92 cresce, 94 scende del 14% ed è il momento del fatto anomalo esterno. Poi, nonostante la presenza di un custode giudiziario, di un'amministrazione non diretta dell'imprenditore, nel 94 mi cresce già del 12% e nel 95 del 7,44%. Questo mi fa vedere che sostanzialmente che l'azienda nel suo seno, l'acquisizione di una clientela stabile consente un incremento del volume d'affari che rientra nella normalità come oscillazione che può andare più o meno. L'incremento fuori del normale si ha con la riorganizzazione. D'altro canto si parte da zero e si arriva a 23 persone. Come? Altre domande, avvocato Libero? Sì, quindi mi pare di capire, professore, che lei ha nella sua relazione anche esposto che nel 93, nel momento in cui l'azienda viene sequestrata, il titolare viene arrestato, subisce un colpo
e vediamo. Ha riferito già, avvocato, ha riferito, è stato molto chiaro. Senta professore, un'ultima domanda. Lei ha conoscenza se anni precedenti, ovviamente circa nel 90, la ditta fu sottoposta a verifica fiscale dalla parte del Corpo della Guardia di Finanza per circa un anno, e come si concluse questa verifica? Come concluse, veramente, perché io non conosco nemmeno dove è l'azienda, so che a un certo punto non ho fatto mai visitato l'azienda, però una verifica fiscale c'è stata, si è rilevato sostanzialmente un nero, cioè vuol dire un volume di affari non contabilizzato, che poi è chiuso con un certo condono tombale, mi pare che è stato fatto. C'è stato un condono tombale. Condono tombale. Senta professore, per quelle che sono le sue conoscenze, ho terminato veramente stavolta, allorché la Guardia di Finanza fa una verifica in un'azienda ovviamente di queste dimensioni, significa in pratica che quotidianamente vi sono dei militari presenti in azienda, non dico quotidianamente, periodicamente. Non credo che sono domande che si possono fare al consulente. Meglio del presidente dell'ordine dei commercialisti di Catania che può rispondere a questa domanda. Sì, ma se il professore ha detto di non essere stato mai in azienda, credo che non lo sia stato neppure durante la verifica, quindi quello che accade durante una verifica non credo. Può rispondere in linea generale, se è al corrente di quello che accade durante una verifica. Fatemi capire la domanda meglio, perché non allora, nei limiti la vuole riproporre avvocato Lipera, nei limiti con le precisazioni. Ovviamente con l'invito del Presidente di rispondere soltanto sulle linee generali. La domanda era questa: allorché un'azienda, una ditta di queste dimensioni, lei, pur non conoscendo normali dimensioni, le conosce in base ai dipendenti eccetera, quando subisce una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, significa, da profano, che vi sono presenti dei militari periodicamente, non dico giornalmente, dentro la struttura, oppure la verifica la fanno dentro la Guardia di Finanza? Normalmente un verbale di constatazione viene redatto secondo i casi di questi tempi, 1 mese, 2, 3, anche 6 mesi. Un giorno aprono, controllano dei documenti e poi alla fine redicono il verbale di constatazione, evidenziando gli eventuali illeciti di natura normalmente civile, con rapporto a parte poi segue un discorso se ci sono illeciti configurabili come. Quindi, suo malgrado, un titolare si ritrova fra i piedi una finanza dalla mattina alla sera durante il periodo della verifica. Grazie. Sì, professore, mi scusi, volevo sapere, lei questa consulenza sulla base di quali dati l'ha fatta? Per chiarire a me stesso e anche alla Corte. Chiarisco subito. Sì. Dicevo, non conosco nemmeno l'azienda, anche se ora viene assistita dallo studio mandando un dottore commercialista. Io mi sono basato esclusivamente su dati contabili e per ogni dato riportato c'è un fascicolo degli allegati di richiamo, perché senza documenti, perché per noi la scrittura contabile deve avere sempre un supporto cartaceo, un documento, diciamo fiscalmente può essere da un punto di vista imposte indirette, ma imposte indirette deve essere anche quello fiscalmente in regola. Quindi sulla base di documenti contabili e della hanno portato tutti i documenti contabili e poi viene redatta la perizia per vedere naturalmente che cosa si intende poi alla fine per documenti contabili. Non so, il volume d'affare lo prende dalla dichiarazione IVA e dai libri IVA, non vai a fare le cose, magari a campione vede qualche cosa, ma vede sostanzialmente i documenti presentati che consentono di verificare le scritture contabili. Ecco, sulla base dei documenti che lei ha esaminato, può dire alla Corte, siccome lei ha fatto riferimento all'assunzione di Campanella, con quale qualifica il Campanella, se questo lo può desumere? Ispettore mi risulta, cioè in quell'anno io ho elencato nella consulenza tecnica le date delle assunzioni. Il 12 ottobre dell'88 mi risulta fra 6 12 ottobre 88 mi risulta assunta il Campanella, e leggo qui nella perizia, l'avrò rilevato
dai libri paga, libri matricola, quali ispettori di vendita. Ecco, le risulta sulla base di questo esame contabile da lei fatto che vi fossero altri ispettori? Non credo, perché prevalentemente io leggo, posso anche vedere qui perché do la qualifica, mi pare piazzista. Ecco, ci sa dire se c'erano altri ispettori oltre il... No, non sono in grado di rispondere perché non... Quelli si dà una guardata alla qualifica, le trascrive e basta. Ecco, no, le voglio dire, lei ha visto alcune persone, le ha indicate come piazziste? Non ho visto perché io non ne conosco uno, ho semplicemente rilevato dai documenti che nella fattispecie diventa libro matricola qual è la qualifica e la data dell'assunzione. Ecco, e l'unico ispettore che ha rilevato era il... Ecco, non sono in grado di rispondere se è l'unico ispettore, perché lo qualifico qui, io posso guardare fra i 23, visto che ecco, c'è e può guardare, ci fa questa cortesia? Questo posso farlo? Sì, ci faccia questa cortesia. Sì, subito. Quando parlo qui dell'azienda, fra l'86 e il 92 sono stati assunti ulteriori 23 dipendenti, allegato 16. Più precisamente, Camilleri, torrefattore, Russo Vincenzo, manovale, Zito Maria, qualifica impiegata, Macri, qualifica impiegata. Poi l'azienda con l'apporto dei dipendenti avvia una struttura più moderna e funzionale. Nell'87 4 di queste poi divennano per l'87 4 88 sono 6 ed è farinato riparatore, per cui deve essere la manutenzione della torrefazione. Motta Catino, qualifica di operatore commerciale, Piscitello Giuseppe, qualifica di piazzista, Campanella Calogero, qualifica di torrefattore, Di Bella Esterina, qualifica di impiegata, e Esposito Mattia, qualifica di... Mi scusi, che periodo è questo? Questo è l'88. 88, ma lei aveva detto ispettore, ora dice Sì, ora poi quando tratto della cosa, la funzione poi che aveva sostanzialmente era una verifica, sovrintendere a quella che era i 4 piazzisti sostanzialmente, come ispettore di vendita. Così ecco, ma lei da che cosa lo desume il fatto che... Da un qualche documento, perché poi tratto un codice, perché mi è stata sottoposta la domanda, rapporti con il signor Campanella Calogero, e dico il 12 ottobre 1988 il re, per fare una cortesia a un cognato, marito della sorella della moglie, assume Campanella Calogero torrefattore, che in tempi successivi si è occupata dell'area commerciale. Campanella ha lavorato per il re dall'ottobre 88 al febbraio 92, giorno in cui venne arrestato. Nel periodo in cui Campanella ha prestato lavoro presso l'azienda, dell'Orre non vi sono stati aumenti di fatturati, così come dopo il cedimento, eccetera. Non ho altri aumenti qui. È in grado di dirci, sulla base della documentazione che lei ha esaminato, se successivamente, dopo l'arresto del Campanella, se il suo ruolo venne assunto da qualche altra persona? Non sono in grado. Aspetti, posso vedere sempre, siccome continua fino all'esame che ho fatto le qualifiche che ho qui indicate per le persone. Certo, il resto non... grazie. Prego, sicuro. Con l'89 Professore, mi scusi, si dovrebbe avvicinare il microfono alla persona. Ecco, se lo abbassa un po' in modo di aggiustarne la direzionalità. Disco Anna, qualifica impiegata, Borgese Vincenza, qualifica impiegata, Furia Concetta, qualifica impiegata, Capuano Pietro, qualifica
torrefattore. Siamo praticamente 5.390. Giacomo Aurelio qualifica torrefattore. Rapisarda qualifica, Patrizia qualifica impiegata, Agozzino Josef qualifica viaggiatore. E questo siamo nel 1990, per cui entrano 2 torrefattori rispetto a lui come qualifica, che era torrefattore, ne è uscito uno, ne escono 2. Così anche gli impiegati, quando vediamo questi impiegati è perché ne esce qualcuna. Nel 91 entra un altro torrefattore, Costa Salvatore. Poi, nel 92 entra un altro torrefattore e 2 impiegate. Ecco, no, professore, mi scusi, probabilmente l'ha già detto, però mi è sfuggito. Lei come fa a desumere che, al di là della qualifica di torrefattore, le funzioni del Campanella erano quelle di ispettore? No, qui non lo posso desumere. Ma lo ha detto? Ho detto nella resa, in qualche documento avrò letto che di fatto poi faceva questo. Perché sostanzialmente, o sarà qualche ricevuta o qualche cosa, non posso dire, perché qui trovo solo le qualifiche, che è la trasposizione di quando risulta nel libro matricola. Non ho elementi in sostanza per... Tra l'altro noi quando facciamo questo accertamento attenzioniamo più quello che è la scrittura contabile e il valore rappresentato, gli atti amministrativi, e che diciamo noi distinguiamo fra fatti che hanno rilevanza contabile e atti, quale l'assunzione o altro, non diamo nessunissima importanza, perché non rilevano ai fini della determinazione di bilancio. Va bene, grazie. Abbiamo altre domande? Presidente, una domanda. Dottore, scusi, può dire se nell'anno 1988 l'assunzione del Campanella si inserisce in quell'ambito di ristrutturazione dell'azienda? Nell'ambito? Di ristrutturazione dell'azienda. Lei ha parlato di un periodo in cui... Ecco, quante assunzioni vengono compiute nell'88? In quell'anno ci sono le maggiori assunzioni. Ci sono le... Certo, sono 6 rispetto a 2, 3, 4 massimo. Ecco, grazie. Cioè, quindi è un anno in cui vi è un aumento anche di fatturato, cioè antecedente all'88? No. Il trend rimane quello. Proprio in quel periodo non c'è incremento, l'incremento si ha con la ristrutturazione prima. Ma c'è una ristrutturazione dell'azienda, cioè da familiare diventa, c'è tutto un corso negli anni, è un aumento degli anni dell'azienda? Sì, siamo partiti con 283, siamo a 2 miliardi e qualche cosa, solo che non c'è in queste quinte rappresentate come grafica, non ci sono impennate, ma c'è una stabilizzazione, piccola discesa nel 93 e poi c'è la ripresa, anche se non c'è un'amministrazione. Oltre a Campanella, quante assunzioni vi sono state fatte nell'88? Abbiamo detto 6. 6 assunzioni, grazie dottore. Nessun'altra domanda? Avvocato Libero, possiamo licenziare il test? Sì, professore. Sì, Presidente. Può andare, professore. Test successivo? L'avvocato Sciacca. E sempre per l'imputato Lorè? No, Buongiorno. Posizione Blancato. C'erano 3 testi in lista, 2 abbiamo rinunziato perché già esclussi dal PM ed è rimasto l'avvocato Sciacca. Si accomodi da questa parte, avvocato. Buongiorno, si siede. Vuole leggere la forma del giuramento, per favore, facciamo. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Poi giuro. Sì, le sue generalità complete per il verbale. Sciacca Giuseppe, nato a Giare, 14/4/51, domiciliato a Catania, via 451. Domiciliato a Catania, via Duca degli Abruzzi 61.
Sì, ascolti le domande dell'avvocato Libera. Si può girare, dottore, si può girare. Così va bene. Sono qua. Avvocato, lei è iscritto all'albo degli avvocati di Catania? Sì. È civista? Sì. Senta, lei ricorda anni fa di essersi occupato di una trattativa, poi forse concretizzatasi in un preliminare, dove lei assisteva come parti il ragioniere Leonardi, il dottore Blancato, per l'acquisto di una casa di riposo? Sì. Cosa ricorda di tutto questo episodio? Io ho curato la... Dovrebbe avvicinarsi al Sì. microfono. Io ho curato la stesura del preliminare. Procede. Sì. Io ho curato la stesura del preliminare di una cessione di azienda. L'azienda era costituita da una casa di riposo per anziani. Come si chiamava, se lo ricorda? Casa di riposo Sacro Cuore, qualcosa del genere. E praticamente io assistevo il ragioniere Leonardi e il dottore Blancato, mentre controparte era assistita dal dottor Cannatella. Cos'è, un avvocato Cannatella? Dottor Cannatella, sì, procuratore legale. Sì, e allora? E praticamente è stato posto in essere, diciamo, questo preliminare di cessione d'azienda. Subito dopo, 15 giorni dopo... Scusi, fu posto in essere significa fu sottoscritto? Fu sottoscritto, sì. Perfetto. Fu sottoscritto questo preliminare di cessione d'azienda e 15 giorni dopo la parte praticamente promittente e venditrici... Si ricorda come si chiamava? I signori Greco, se non ricordo, fecero sapere che avevano delle difficoltà in quanto si sarebbero determinati inizialmente a questa cessione di questa casa di riposo che loro gestivano perché, non so, avevano dei motivi familiari, non le so dire. Poi, non so, una figlia che viveva a Milano, c'erano state delle novità per cui non volevano cederla più, o perlomeno forse ne volevano cedere una quota. Comunque, diciamo, non erano in grado di mantenere quegli impegni che erano stati presi col preliminare. E si addivenne praticamente ad una risoluzione di questo. Se ne pentirono, diciamo? Sì, se ne pentirono. Senta, nel momento in cui, un attimo, ci fermiamo, nel momento in cui fu sottoscritto il preliminare, le parti promittenti e acquirenti, diciamo, Leonardi e Blancato, diedero delle somme? Nel momento in quando sottoscrisse il preliminare, dietro della caparra, degli acconti? Sì, fu data una caparra. Fu data una caparra? Sì. Non si ricorda quanto fu questa caparra? Ricordo che, se non ricordo male, furono 15 milioni. 15 milioni. Però devo dire questo, questo pagamento materialmente non avvenne alla mia presenza, perché io ho redatto questo schema di preliminare, che poi magari le parti hanno modificato in qualche cosa. Le stesse parti sono tornate, diciamo, nel mio studio ed erano presenti anche il signor Greco assistito dal dottor Cannatella, al momento in cui praticamente questo preliminare, diciamo, doveva essere risolto. Sì. E poi cosa è successo quando fu risolto? E quando fu risolto praticamente il preliminare, questa caparra questa somma era stata data tipo di caparra confermatoria, quindi praticamente lo scioglimento determinato dalla parte promettente e acquirente avrebbe comportato l'obbligo di restituirne il doppio. E poi si addivenne praticamente ad una transazione per cui anziché di restituire 30 milioni ne restituirono 25 e ne restituirono dilazionatamente. Senta, lei si occupò soltanto della redazione, diciamo...